Il mio racconto, oltre le parole. Sto creando questo video per raccontarmi un po' di più. Vorrei parlarvi delle mie difficoltà, presenti fin dalla nascita. La mia enorme fatica con la scrittura e con il parlato. Solo in età adulta ho scoperto di essere dislessico. Sono passati pochi anni da quando ho finalmente compreso come convivere con questo stato mentale, con la mia differenza di pensiero e con l'enorme passione che nutro per tutto ciò che mi circonda. Il dono della comunicazione non è solo una questione di cultura, ma anche di struttura mentale. E io sento di non avere quella struttura convenzionale. Dopo anni di ricerca, ho capito che non potrò mai esprimere il mio essere attraverso parole complesse, perché non sono né portato né mentalmente predisposto a farlo. Tuttavia, ho imparato a usare la mia mente in modo diverso, in modo creativo. Oggi, grazie a Caterina Surace, conosciuta su Facebook, che mi sta aiutando con dedizione a diffondere i miei brani musicali, sto cercando di condividere con tutti voi queste mie passioni. Voglio ringraziare profondamente anche gli amici che mi hanno spronato a registrare questi testi e a renderli pubblici, permettendomi così di raggiungere un pubblico più vasto. Chi sono? Sono una persona che vive la musica come una necessità, non come una scelta di moda. Scrivo perché sento troppo dentro e ho bisogno di trasformare le emozioni in parole, in suoni. Sono legato alle mie radici, alla mia terra, alla tradizione napoletana, ma cerco sempre un linguaggio universale. Non mi interessa costruire un personaggio, mi interessa essere vero. Ogni canzone è una parte di me, della mia storia, delle mie fragilità e della mia forza. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, voglio essere chiaro. Non la uso per farmi scrivere le canzoni, la creatività è mia. L'IA è uno strumento tecnico che mi aiuta a rendere più chiaro quello che io già penso e scrivo. L'ho impostata in modo che non possa cambiare il senso delle mie frasi e non possa inventare idee nuove al posto mio. Deve solo correggere la grammatica, sistemare la logica del discorso e rendere più comprensibile il mio messaggio. Io metto l'anima, lei mi aiuta a ordinare le parole. E i miei testi da dove vengono? Vengono dalla mia vita, dalle esperienze personali, dall'amore, dalle delusioni, dai ricordi, dalle osservazioni quotidiane. A volte nascono da una frase che mi colpisce, da uno sguardo, da un silenzio. Non scrivo per riempire uno spazio, scrivo quando sento qualcosa di vero. Anche quando immagino, parto sempre da un'emozione reale. In fondo, la tecnologia è solo un mezzo. La voce, il cuore e la verità restano miei. Caterina mi chiede spesso da dove nascano i miei testi e la mia poesia. Ecco. Oggi voglio spiegarvi come prendono vita le mie parole. Il brano Se mi vuoi nasce dall'incontro artistico con Angelica Borrelli, una straordinaria interprete napoletana, e con suo fratello, che l'accompagna al pianoforte. Entrambi non vedenti, possiedono una connessione simbiotica che si esprime attraverso un linguaggio sonoro purissimo. Ascoltando le loro note e la voce di Angelica, ho cercato di tradurre in versi quella melodia invisibile. Il testo esplora l'universo sensoriale di chi non usa la vista come filtro primario, ma abita il mondo attraverso il tatto, i suoni e i profumi. È un invito a riscoprire una percezione profonda, quasi ancestrale, che noi, vedenti, abbiamo spesso smarrito. La capacità di leggere la realtà attraverso le vibrazioni e l'anima, piuttosto che attraverso le immagini.
Caterina mi ha chiesto di raccontare anche il secondo brano. Napoli mia non è solo un omaggio a una città, ma un viaggio nelle sue radici più profonde. Ho immaginato questo brano come un dialogo transmediterraneo tra due voci iconiche: la passionalità di Sal da Vinci e la forza ancestrale di Carmen Consoli. La composizione è un ricamo di suoni e dialetti. La dolcezza del napoletano si intreccia con le asprezze del siciliano e gli echi del mondo arabo, ricordandoci che il nostro mare non è un confine, ma un abbraccio. È un canto di appartenenza, una preghiera laica che celebra Napoli come capitale del Mediterraneo. Qui il passato fenicio e saraceno rivive in ogni accordo, creando una sonorità world, ma profondamente radicata nella grande tradizione cantautori italiana. Infine c'è Ultima, che rappresenta il nostro restiamo insieme. Con questo brano siamo al vertice della mia ricerca stilistica, un pezzo dove la poesia napoletana si spoglia di ogni orpello per farsi ritmo e nota pura. L'ispirazione nasce dal genio di Renato Carosone. Ho cercato di recuperare la sua capacità unica di rendere il pianoforte una voce narrante, capace di passare con naturalezza dalla giocosità dello swing alla nostalgia più profonda dei vicoli. È l'opera più complessa del progetto, perché non si limita a citare il passato, ma lo rielabora in una forma moderna e rigorosa qui. La parola poetica si incastra perfettamente nelle sincopi jazzistiche, creando un contrasto magnetico. Mentre le note corrono con l'eleganza di un tempo, il testo scava nell'anima di una Napoli eterna, sospesa tra il desiderio di ridere e la necessità di campare le proprie verità. Voglio concludere questo racconto ringraziando di cuore Caterina Surace per il sostegno e la passione che mette nell'aiutarmi a diffondere queste mie visioni. Un grazie immenso va anche a tutti voi che ascoltate la mia musica. Ogni vostra condivisione non è solo un gesto gentile, ma un aiuto concreto per far arrivare queste note e queste parole a un pubblico sempre più vasto. Ci tengo a dirvi una cosa importante. Io uso l'intelligenza artificiale come uno strumento per esprimermi. Per me non è un modo per nascondere la mia identità, ma un mezzo prezioso, un ponte che mi permette di superare le mie difficoltà e comunicare finalmente con tutti voi. È la tecnologia che si mette al servizio del cuore, permettendomi di trasformare il mio pensiero differente in melodia. Grazie per essere parte di questo viaggio. Restiamo insieme.